salute, andiamo a visitare oggi un luogo famoso da Ajaccio, il quartiere degli stranieri. Alla fine del XIX secolo sono i ruttori che hanno fatto vanto della dolcezza del clima da Ajaccio. In sua pubblicazione i ruttori Benè, Donè e De Pietrasanta mostrano che il clima iaccino, vicino al mare e mica lontano dalla montagna, face pro. E tanto che la spunta l'idea che la città potrebbe fare da stazione d'inverno. Per disgrazia la città imperiale manca tanto di strutture d'accolta per i cosiddetti turisti, in brama di dolcezza ed esotismo. Il conte Pacciocchi, ministro di Napoleone III, Miss Thomasina Campbell, una ricca scozzese, e Bernard Bradshaw, cittadino britannico, si daranno di rimeno per cercare di sviluppare la città d'Ajaccio e di farla conoscere come un luogo prediletto per passare l'invernata. Dopo il 1860, la zona ponente d'Ajaccio si sviluppa e nasce il cosiddetto quartiere degli stranieri. Tra il 1820 e il 1920, parecchi turisti inglesi, ma di no svizzeri o alemani, che frequentavano Nanzu a Nizza e la sua famosa riviera, decidono di venire in Corsica d'inverno. Osterie e villa di lusso, chiamati cottage, si moltiplicano e la città d'Ajaccio comincia a farsi conoscere come stazione d'inverno. Il Grand Hotel, realizzato dall'architetto ajaccino Barthélemy Maioli nel 1890, è forse il luogo più simbolico di un quartiere di stranieri. Di qui che li scalavano i turisti per passare l'inverno in Ajaccio. È vero che l'osteria fa pensare a quelle di Nizza, che piacevano tanto ai visitatori inglesi. Giora Sabecchi, sul bastimento, è oramai a sede della collettività territoriale di Corsica. La costruzione di una chiesa anglicana, chiamata dagli inglesi Holy Trinity Church, testimonia della unità della colonia britannica da radunarsi in Ajaccio. E d'altronde la famosa Miss Campbell che faceva alzare sa chiesa nel 1878. In Corsica, gli invernanti stranieri aumentano in i racconti di viaggio, il lusso dell'osteria, la dolcezza di un clima, un certo esotismo. Fuori di un sole spampirulente che scimisce e di un lusso di osterie, si campano i turisti in Ajaccio. A chi va a un teatro o batte per i salotti, a chi si faccia la sua spassigliata a piedi o a cabriolet. L'inverno in Corsica è sempre più caldo che quello di Londra o di Edimburgo. Una dolce vita all'uso ajaccino. Qui vedete per indetto il Bois des Anglais, che era un luogo di spassigliate per in inglese chiamate ladies. In 1901 si franca in Ajaccio a migliaia di invernanti e si sviluppa dunque un quartiere residenziale detto di stranieri. Miss Thomasina Campbell è giunta in Ajaccio nel 1867. Ha fatto assai per la nomina di città. Una stretta porta il suo nome. Come Miss Campbell,
So parecchi turisti ad aver scritto racconti di viaggi in Ajaccio e a Corsica di a fine del XIX secolo. Gli invernanti così incantati dal clima e da gente di un luogo contano le sue passate. Si racconti faranno all'epoca una bella pubblicità per l'isola. In quei tempi parecchi scrittori e pittori d'Europa come l'artista francese Henri Matisse vennero qui in cerca d'altro e di famosa luce ajacina. Ma la guerra di 14 avrà finita in questi tempi di cuccagna. Il quartiere di stranieri in Ajaccio parte da Ugo Grandval per andare fino a Gasone. Tra il 1820 e la Prima Guerra Mondiale, parecchi turisti inglesi ma di noi svizzeri e alemani vennero in Ajaccio. La scozzese Miss Thomasina Campbell ha fatto assai per la nomina di città. A presto.